È stata una pattuglia della polizia locale a vedere il fumo fuoriuscire da uno dei caravan della famiglia Pevarello di Castelfranco Veneto, proprietaria della pista di pattinaggio sul ghiaccio dal Bignasego. 3 caravan ed una roulotte erano parcheggiati a Carpanedo, in via San Giorgio, dove il comune aveva dato l'autorizzazione per la sosta dei mezzi. Al momento del rogo all'interno c'erano Guglielmo e la moglie, il papà del titolare dell'azienda, il suo disperato racconto. Si sono bruciate tutte. È partito dal bagno un elettrodomestico che era all'interno il fuoco, non era esterno, era all'interno, e si sono bruciate tutte. In mezz'ora, 40 minuti si è bruciato tutto. Ad allertare la coppia il vice sindaco e la polizia locale che li hanno fatti uscire dal mezzo solo qualche istante prima che fosse divorato dal fuoco. Le fiamme si sono propagate agli altri mezzi, distruggendo ogni cosa. Siamo usciti e è successo questo disastro. Una vita di sacrifici, di lavoro, sono spariti in un mezz'ora. No? Nei mezzi abitavano Guglielmo, la moglie, i figli con le mogli e i nipoti, tutti impegnati nel lavoro nel territorio padovano. Dopo il grave rogo che ha colpito la famiglia di imprenditori di Castelfranco, in molti si sono mobilitati per dare una mano. Intanto abbiamo preso delle stanze qua, un hotel qua, per questa sera. Ieri sera sono stati solidari, la Proloco qua e anche il vice sindaco ci hanno messo in un posto che avevano qua loro di Santa Teresa di Calcutta, avevano delle brandine, delle copertine. Stasera andiamo all'albergo perché dobbiamo lavarci, cambiarci e domani vediamo cosa fare. Non è rimasto più nulla, dentro caravan e roulotte c'era tutta la loro vita. Non c'è rimasto più nulla, no? Neanche pantaloni, niente, scarpe, niente, zero, più nulla. Adesso vedremo se qualche collega nostro che ci dà una mano ci presta qualche roulotte piccola, intanto dopo vedremo un po' cosa fare. Al termine del lavoro sarebbero tornati a Castelfranco, dove hanno un terreno di proprietà. L'appello rivolto a chiunque possa dare loro una mano, perché ora non hanno più nemmeno i vestiti bruciati con i loro ricordi.